Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 9 gennaio. Iniziamo quest'oggi dal Gazzettino di Belluno. In prima pagina il titolo principale: Veneto arancione, ecco i divieti. Restrizioni più dure almeno per 2 settimane. Il Friuli Venezia Giulia rimane invece giallo, chiusi bar e ristoranti, possibile solo l'asporto, blindati i confini comunali, coprifuoco dalle 22. Spiega il Gazzettino: il Veneto diventa arancione non soltanto in questo weekend, come era già stato deciso dal governo per tutta Italia, in base all'ordinanza che è stata firmata ieri dal ministro Roberto Speranza e che entrerà in vigore domani, sicuramente fino al 15 gennaio. Data in cui scade il DPCM che stabilisce le fasce di restrizioni, che con tutta probabilità sarà prorogato con gli stessi criteri e verosimilmente poi per almeno 1 o 2 altre settimane. Scatteranno la serrata di bar e ristoranti operativi solo per l'asporto e la chiusura dei confini comunali, salvo motivi di necessità e urgenza. Rimane in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5, già attuato in zona gialla, zona gialla che invece viene confermata in Friuli Venezia Giulia. Insieme a Veneto passano in arancione anche Sicilia, Calabria, Emilia-Romagna e Lombardia. A far scattare le maggiori restrizioni in Veneto è stato soprattutto un parametro: il numero di positivi ogni 100.000 abitanti. L'incidenza, che negli ultimi 7 giorni in Veneto era di 454,21. L'argomento viene approfondito poi nelle prime pagine del giornale. Stretta su 5 regioni, ma sono 14 a rinviare l'apertura delle scuole. Anche Lombardia, Emilia-Romagna, Sicilia e Calabria arancioni, vietati gli spostamenti. Altri governatori annullano il ritorno in aula di lunedì. Ira del ministro Azzolina, presa in giro. E c'è anche una cartina su questa pagina del Gazzettino che, oltre a evidenziare con i colori arancioni e giallo le varie regioni, sintetizza anche ciò che si può o non si può fare con questi colori nelle varie regioni interessate. Zaia, ristori in tempo reale. Fino al 15 gennaio e poi almeno per 1 o 2 settimane chiusi bar e ristoranti, confini comunali blindati. Il presidente del Veneto: prendiamo atto della classificazione e chiediamo al governo di aiutare subito le imprese. Ecco il dato decisivo: il numero di positivi ogni 100.000 abitanti. Il Veneto entra in una fascia arancione proprio mentre quasi tutti gli indicatori migliorano. L'alto numero di tamponi e il conseguente emergere di contagi ha determinato la pagella. Nuovi acquisti dell'Unione Europea: all'Italia 40 milioni di fiale in più. Campania, card ai vaccinati. Profilassi: l'ordine può cambiare dosi ai professori prima degli anziani. Ne serviranno oltre 2 milioni solo per docenti e personale amministrativo. Si punta a mettere in sicurezza le aule per far ripartire le lezioni in presenza. Si tratta appunto della decisione delle categorie con le quali cominciare la serie di vaccinazioni. Passiamo alcune pagine generali, fermiamoci però su questa. Sci, i mondiali a porte chiuse. Si tratta dei mondiali in programma in febbraio a Cortina d'Ampezzo. Saranno un evento televisivo. Il presidente Alessandro Benetton: siamo l'esempio dell'Italia che funziona. Il ministro Spadafora: il paese vince quando fa sistema, è un'occasione unica. Tra le opere in programma per le Olimpiadi anche un tunnel che attraverserà il paese. Andiamo ancora avanti, passando alle pagine delle rubriche e quelle altre di carattere nazionale, ed eccoci sul Gazzettino di Belluno.
Parte del giornale che apre con questo titolo: Un tunnel pedonale sotto Cortina. La città avrà benefici anche dopo i mondiali di febbraio. Uno dei progetti prevede un tappeto mobile da 800 metri. Il sindaco e il commissario firmano una convenzione ghidina, così comincia il percorso verso le Olimpiadi. Sintetizza nella prima pagina dell'edizione bellunese del giornale. Un tunnel pedonale con un tappeto mobile lungo 780 metri per passare sotto il centro di Cortina e collegare la partenza della funivia del Faloria con la nuova cabinovia che dovrebbe sorgere accanto ai Tennis Apollonio diretta a Socrepes. È il progetto strategico di maggior rilievo fra quelli presentati ieri in municipio alla firma della convenzione siglata dal sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina e da Valerio Toniolo, commissario del governo per le opere dei campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021. Andiamo all'interno del giornale e c'è proprio l'approfondimento in pagina 2 o 3 di questo progetto, di questa ipotesi, anche con dei disegni che aiutano un po' a capire di cosa può trattarsi. Nuova convenzione per le opere pubbliche che verranno avviate dopo le gare. Spunta l'idea di un sottopassaggio con un nastro che collegherà Faloria e Tofana. Il conto alla rovescia, siamo concentrati e puntiamo al risultato. Benetton e Ghedina guardano il bicchiere mezzo pieno. L'atteso appuntamento dei mondiali di febbraio diventerà soprattutto televisivo. Il sindaco, grande rammarico, era l'occasione per coinvolgere tutti, ma diffonderemo la cartolina. I commercianti incerti e disperati. Si tratta delle reazioni degli operatori del commercio di fronte alla decisione di fare del Veneto zona arancione. Doglioni dell'Ascom, la gente è priva di sicurezze perché non capisce quando potrà ripartire a ritmi normali. Roma della FIPE, giochi di comunicazione del governo, così per le aziende è difficile decidere e chiedere ristori. Il parlamentare Dario Bond è una beffa per la montagna che sperava almeno nell'ultima parte di gennaio. Contagi e ricoveri finalmente in calo in provincia, ma in ospedale comunque i ricoverati sono 145. Ieri 9 in meno rispetto al giorno precedente. Auto senza assicurazione. È emergenza. Nel 2020 la polizia locale di Belluno ha multato una vettura priva di RCA ogni 5 giorni. Il comandante, problema sociale. Qualche giorno fa un trentenne della Valbelluna recidivo circolava anche senza patente, veicolo sequestrato e denuncia. Alberi pericolosi dopo la nevicata, operai comunali di Belluno al lavoro in piazza. Cervi investiti, l'odissea dei soccorsi. Da 2 anni non esiste più il servizio veterinario reperibile ULS e gli ungulati restano ore agonizzanti. Ora tocca alla regione. Nei prossimi giorni un incontro in cui la provincia chiederà che la polizia provinciale possa occuparsi della soppressione. Il consigliere provinciale De Bon: per il 99,9% non sono curabili, meglio togliere il capo dal numero del piano di abbattimenti. Centro servizi, boschi e sentieri, il Nevegal guarda al futuro. Stanno per decollare una serie di interventi a cura della Unione Montana. Ed eccoci alla pagina di Feltre. Della Lucia, cantiere in vista, lavori da 3,5 milioni di euro. La provincia, proprietario dell'edificio che ospita la scuola, ha affidato l'appalto. Intervento atteso da anni, laboratori, palestra, impianto tecnico rinnovati. Recupero ultimato in circa 1 anno e mezzo, poi alunni e docenti avranno un istituto più accogliente e più confortevole. Si tratta dell'Istituto Agrario della Lucia di Vellai di Feltre. Asilo Sanguinazzi
a nuovo via al progetto esecutivo in centro a Feltre. Coinè, Natale vicino agli anziani in casa di riposo. Auguri personalizzati agli ospiti della residenza Sant'Antonio di Fonzaso. Fusione e progetti bloccati. La Bogana cercherà il bis. Confermata l'intenzione del sindaco di Elano di Piano di candidarsi nuovamente alle amministrative. Nel programma l'Unione Acquarovas e il completamento dei cantieri fermi. Spazzaneve al lavoro a Cimacampo, in comune di Arsiè, ora c'è l'accordo tra ditta e comune. Cesio Maggiore, lavori pubblici nel 2021, cantieri per 3 milioni, territorio, sicurezza, sistemazioni post-vaia nell'agenda comunale. Sedico, ripartono le scuole, strade sporche per raggiungerle. La minoranza accusa l'amministrazione, avete fatto vacanza. Ed eccoci nel pago, rotatoria in zona industriale. Promessa lunga, la parola è scritta tra virgolette, 12 anni. Nel 2009 l'opera doveva essere fatta in via sperimentali con dei New Jersey. La provincia parlava di 200.000 euro di stanziamento, ma ad oggi tutto tace. Servizi sociali e raccolta rifiuti. Siamo cresciuti. Siamo a Borgo Valbelluna, società partecipate, il Consiglio approva scelte innovative. Con la Bellunum abbiamo creato la più grande realtà provinciale che copre quasi 90.000 abitanti, una delle sottolineature a proposito della raccolta differenziata a Borgo Valbelluna. Andiamo ancora avanti. Scuola materna Don Sorio di Bribano, aperte le iscrizioni online. Precedenza alle famiglie di Bribano, 21 adesioni al massimo. Dolomiti UNESCO, aperto il bando per il direttore. La provincia cerca il sostituto della Morandini che si è dimessa. Falcade, ex hotel o scuola in disuso per la nuova casa di riposo. L'ex vice sindaco Agostino De Biasi suggerisce un'idea agli amministratori. Le attuali strutture a Livinallongo e Teabon troppo distanti e spesso piene. Lupi inseguiti, caccia all'allevatore ad Auronzo di Cadore. Nel mirino degli inquirenti l'uomo che alla guida di un SUV ha rincorso un branco per chilometri dicendo «ora li scanno». La scena ripresa con un telefonino ha sollevato indignazione. Le accuse sono maltrattamenti e disturbo di fauna selvatica. Esposto animalista fa partire l'inchiesta, intanto la provincia emana un vademecum per rispettare gli animali del bosco. E ancora da Auronzo, stormi di gracchi invadono il paese. E dal Gazzettino di Belluno passiamo al Corriere delle Alpi, che in prima pagina, come è naturale anche aspettarsi, riporta la notizia del nuovo colore del Veneto, arancione. Oggi e domani per DCPM da lunedì 15 per decisione del ministro troppi contagi. Zaia, ci affidiamo al giudizio della scienza. Andiamo all'interno del Corriere delle Alpi. Aumenta la velocità dei nuovi contagi. Da lunedì 5 regioni in zona arancione. RT superiore a 1, la situazione sta peggiorando in tutto il paese. Troppi contagi. Veneto in zona arancione. Zaia, ci affidiamo al giudizio della scienza. L'ordinanza ministeriale estende al 15 gennaio le restrizioni già oggi in vigore. Il governatore ora ristori a imprese e lavoratori. E c'è anche una infografica con cui il Corriere delle Alpi sintetizza possibilità e divieti per la zona arancione. Vediamoli velocemente. Circolazione vietata dalle 22 alle 5, il coprifuoco, vietati gli spostamenti fra comuni e vietato uscire dal Veneto, chiusi i bar, i ristoranti e tutti gli esercizi pubblici, consentito l'asporto fino alle 22, la consegna a domicilio senza limiti d'orario. Le scuole sono chiuse fino al 31 gennaio, i negozi aperti. Chiusi nei festivi e prefestivi tutti i negozi all'interno dei centri commerciali, salvo le rivendite di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie, rivendite di prodotti agricoli e florovivaistici. Ci sono poi
Queste sono le regole generali, ci sono poi le deroghe. Sono consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità. È consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, comprese le seconde case all'interno del Veneto. Sono consentite le visite a parenti e amici una sola volta al giorno e al massimo da parte di 2 adulti, eventualmente con minori di 14 anni. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni fino a 5.000 abitanti in un raggio di 30 km e mai con destinazione un capoluogo di provincia. Andiamo ancora avanti, sempre sul Corriere delle Alpi. D'Inca negativo, ma al secondo tampone. Fine dell'incubo Covid per il ministro bellunese ai rapporti con il Parlamento in autogiuramento dopo il test positivo di martedì scorso. Profilassi di massa solo dall'estate. Saranno necessarie 300.000 dosi. Il capo della provinciale Cinguetti spiega le tappe, prima gli over 80, poi i lavoratori delle categorie speciali. E per quanto riguarda ancora la provincia di Belluno, sempre Cinguetti, un ruolo importante nella vaccinazione sarà svolto soprattutto da tutti i medici di medicina generale. Contiamo molto sull'arrivo del prodotto realizzato da Moderna, che è più maneggevole. Per quanto riguarda ieri, il contagio segna ancora una leggera flessione, 147 i nuovi positivi, un decesso di un 66enne. Domani al drive-in dell'ospedale San Martino di Belluno il giorno della vaccinazione per il personale del 118, compresi tutti i volontari. Previsto l'arrivo di 250 persone tra croci, soccorso alpino e piloti. Scorriamo ancora le pagine del Corriere delle Alpi per arrivare alla parte che è dedicata alla provincia di Belluno. Senza patente e assicurazione perde 2 auto in 3 mesi. Denunciato e sanzionato un bellunese che si è visto sequestrare le macchine. Il comandante dei vigili in un anno 74 multe per mancata copertura assicurativa. Si tratta di una dichiarazione del comandante dei vigili urbani di Belluno. 4 super ambulanze per il pronto soccorso dell'ULSS sono state benedette ieri. Super perché dotate degli ultimi ritrovamenti tecnologici. Insegue 4 lupi in auto, bufera social, 2 muri di neve impedivano la fuga laterale agli animali. L'uomo accelerava e filmava la rabbia degli animalisti. Lo denunciamo. Il protagonista si scusa, stavo andando piano, non era mia intenzione far male agli animali. Le buone regole della provincia per proteggere cervi e caprioli. Il consigliere delegato De Bon invita la popolazione a non dare cibo agli ungulati in vicinanza di abitazioni, ne va della loro salute. Pianlonghi ritorna alla patria del fondo con 2 nuovi anelli. Si tratta di una località del Nevegal. Il Partito Democratico, un tavolo per concretizzare l'autonomia del bellunese. Dolomiti UNESCO guarda avanti, un direttore per la sostenibilità. Gli obiettivi della fondazione nel bando per la ricerca del sostituto della Morandini. Tutelare l'unicità paesaggistica e geologica continuando ad abitarle. Oltre 400 interventi per neve, cumuli caduti in via Garibaldi. Si tratta del bilancio del comune di Belluno. La strada del centro nel capoluogo è rimasta chiusa in un tratto fino alla pulizia. I vigili del fuoco ancora all'opera nei comuni a nord più colpiti dal maltempo. In città transennata un'area in via Loreto per evitare pericoli alla circolazione. In Cansiglio meno 19,6 gradi. Il freddo fa rientrare l'allerta valanghe.
e oggi e domani sono previste giornate molto fredde. Andiamo ancora avanti sulle pagine del Corriere delle Alpi. Eccoci a quella di Feltre. Agrario, 3 milioni di lavori per la palestra e per i laboratori. L'edificio che ospita l'istituto diventerà ad altissima efficienza energetica. Bogana, consigliere provinciale di Belluno, oltre che sindaco di Alano, entro l'anno il progetto definitivo per l'azienda agricola. Il feltrino William Nisi nel video degli studenti piaciuto a Vasco Rossi. E rimaniamo ancora su Feltre. L'amministrazione rinuncia a essere punto di riferimento. Le forze di minoranza con questa dichiarazione contestano le scelte della giunta sui rifiuti e servizi associati. Ennio Trento, il commercio va gestito in municipio. Alberto Vittoretto, riaprite il centro. Cesio Maggiore, cantieri per 3 milioni pronti a decollare con i fondi di confine. Appello di Zanella, sempre per quanto riguarda il comune di Cesio Maggiore, più famiglie scelgano l'asilo. Andiamo ancora avanti, eccoci a Pedavena. La comunità fa largo per l'ultimo saluto alla sindaca infaticabile. Si tratta di Cesarina Perera. Stamane il funerale, liberato il sagrato della chiesa, il ricordo di Scopel, avviò la riforma dei servizi sociali. ACC, Todde rassicura, a breve le risorse per evadere gli ordini. La sottosegretaria al MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico, ha incontrato i sindacati nazionali. Sosteniamo e alimentiamo lo sviluppo del sito di Mel. Ponte nelle Alpi, lotteria pro materna, biglietti vincenti estratti. E c'è anche l'elenco dei biglietti e dei premi relativi. Longarone, turismo, un catalogo con tutte le attrazioni. Superati i disagi, in archivio l'emergenza neve e ghiaccio. La corrispondenza viene da Sedico. Ieri gli accessi delle scuole erano tutti puliti e si stava lavorando sulle vie pedonali. Il sindaco Deon, il piano di intervento ha funzionato nel rispetto delle priorità. Per l'opposizione invece si è trattato di un servizio carente nonostante i tanti nuovi mezzi. Scuola aperta al Centro per la formazione e la sicurezza di Belluno, scuola che ha la sua sede in via Stadio a Sedico. Oggi scuola aperta dalle 14:30. L'annuale appuntamento quest'anno però si svolge in modalità telematica. Agordo, il circolo Hauser e il Broi riapre alcune ore per il tesseramento. Roccapietore, salasso per il rifugio travolto. Non so dove ricostruire. Pian de Fiacconi, l'amarezza del gestore che ha visto il rifugio distrutto dalla slavina di dicembre. Servono 260.000 euro solo per demolire e asportare tutto il materiale. A Gordo ripartono le lezioni di filosofia con De Luca. Si tratta di Lisa De Luca. San Lucano, strada aperta solo nelle ore più fredde. La strada della Valle di San Lucano, in comune di Teibon, resta chiusa solo dalle 9:30 alle 15:30. Lo ha deciso ieri il sindaco Silvia Tormen con un'ordinanza che modifica la precedente del 1 gennaio. Dopo ordinanza pubblicata dopo l'esito del sopralluogo aereo compiuto giovedì dal centro valanghe ARPA per valutare il rischio valanghivo residuo. Ed eccoci a Cortina, altri 100 milioni sulle infrastrutture, cantieri affidati al commissario. Firmato lo schema di convenzione su impianti e viabilità. Il sindaco: non ripetiamo gli errori,
servono poteri straordinari. E poi c'è anche uno schema in cui vengono indicate le opere completate, quelle in via di ultimazione e poi le opere rinviate per le Olimpiadi del 2026. Benetton, restiamo concentrati, ultimi 30 giorni cruciali prima dei mondiali di febbraio. Varianti Alemania senza tempi certi, ma ANAS assicura, l'impegno continua. Annunciato il finanziamento per la rotatoria verso Piandalago, circonvallazione di Cortina, al via la progettazione degli ultimi tratti. Per lo sport vediamo 2 notizie. Union Feltre con la Luparense, obiettivo rialzare la testa. Belluno con il Caldiero, ancora dubbio Lirussi, si attende il via libera. E ancora per la Serie D, il San Giorgio Sedico. Per il San Giorgio Sedico arriva il Mestre, rientra Poletto, fuori Varano e Serena. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.